Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Dopo il tampone positivo alla scuola primaria, altro caso di Covid-19 registrato nella giornata di ieri nel comune di Fiumicello Villa Vicentina. La stessa prima cittadina, Laura Sgubin, ha comunicato la notizia attraverso la pagina Facebook dell'amministrazione comunale, che l'aggiornamento appena ricevuto da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale attesta sul territorio comunale 13 casi di positività. I nuclei familiari coinvolti sono complessivamente 5, 3 le famiglie in cui tutti i componenti sono risultati positivi al tampone. Si ribadisce, fa sapere il sindaco nella nota, confidando nel caso di responsabilità e senso civico, la raccomandazione per tutti di un comportamento scrupoloso nell'uso della mascherina, dell'igienizzazione e del distanziamento. I carabinieri di Aurisina hanno rintracciato e arrestato un latitante romeno di 34 anni che deve scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione per minacce e lesioni aggravate. L'uomo viaggiava con altri connazionali a bordo di un furgone che i militari dell'Arma hanno controllato nei pressi dell'ex valico di Fernetti. Dalle verifiche effettuate sui passeggeri del mezzo è emerso che l'uomo era ricercato perché nel 2008 in Sardegna, al culmine di una furiosa lite, aveva aggredito un connazionale ferendolo in modo serio. Una volta scarcerato, in attesa del processo, aveva fatto perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito, il romeno è stato condotto al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno del pronto soccorso dell'ospedale di San Polo a Monfalcone. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha comunicato che sono stati riscontrati alcuni casi positivi tra il personale. Il caso indice un infermiere che lo scorso 25 settembre si era presentato in servizio e durante l'orario di lavoro aveva accusato una lieve sintomatologia. Come da protocollo è stato fatto immediatamente il tampone che ha dato esito positivo. Nei giorni precedenti l'operatore non era in servizio. Lo stesso giorno era addetto al servizio ambulanza e non al pronto soccorso. Perciò è venuto a contatto con 4 pazienti, sempre utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti. Uno di questi è stato poi ricoverato, subito messo in isolamento. Il tampone ha dato esito negativo. Gli altri 3 si trovano a domicilio e sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie in attesa di altri test. In ogni caso, per il principio di massima precauzione, tutto il personale è stato sottoposto a tampone. La direzione generale ha già dato disposizione al direttore del pronto soccorso di Trieste di coordinare anche il presidio di San Polo in attesa del rientro del direttore. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.